Castelfranco Veneto, uno degli storici incroci della circonvallazione, quello con via San Pio X, sta per sparire. I lavori per eliminare il semaforo e ricavare una rotatoria sono iniziati. Il comune chiede ad automobilisti e camionisti di avere pazienza. 300 giorni la durata dell'intervento, del costo complessivo di 1.250.000 euro. Siamo consapevoli dei disagi che stiamo provocando, perché si notano le colonne, le code, ma insomma è un disagio che verrà sicuramente compensato nel momento in cui la rotonda sarà completata. Il programma dei lavori prevede anche la temporanea chiusura di via San Pio X per realizzare un'opera inserita in corsa, il sottopasso ciclopedonale. Eliminare l'incrocio significa ridurre code e tempi d'attesa su una direttrice stradale fondamentale per il territorio. L'asse che da Treviso va a Vicenza vedeva in Castelfranco Veneto gli ultimi 3 semafori, quindi è un'opera strategica non solo per la città ma per la viabilità tutta della provincia di Treviso, anche in ottica di arrivo della Pedemontana, perché le bretelle di adduzione vedranno poi questa rotonda scaricare traffico che verosimilmente avremo con il collegamento verso la Pedemontana veneta. Prossimo obiettivo, annuncia il sindaco, l'altro incrocio ancora irrisolto. Stiamo già ragionando per risolvere l'altro nodo cruciale, che è la rotonda che noi chiamiamo comunemente rotonda di Barbesin.